Anche questa settimana abbiamo incontrato la dottoressa Francesca Zottis per sentire le ultime novità. Per noi Paola Martini. Siamo con Francesca Zottis del Partito Democratico, Circolo di San Donà di Piave, segretario naturalmente del Partito Democratico. Buonasera. Dottoressa Zottis, so che in questo momento il Partito Democratico a San Donà mette in questione proprio le scelte su cui si basa l'azione dell'amministrazione Zaccariotto. Ci sono delle priorità non condivise del Partito Democratico. Sì, noi ormai da qualche mese abbiamo fatto anche altre puntate su questo, in cui non mettiamo in questione tanto il fatto che vada bene, insomma, incentivare determinate scelte, quali la pedonalizzazione o la creazione di un teatro, ma ne critichiamo intanto l'entità di spesa e ne critichiamo anche il momento in cui si è deciso di farlo, perché è un momento in cui pensiamo vadano comunque ottimizzate le risorse, e ci sembra che questo tipo di ottimizzazione non vada nella direzione comunque di sostenere quelli che sono dei problemi evidenti anche a San Donà, perché se si parla con le associazioni di volontariato, come per esempio la Caritas, si evidenziano una serie di problematiche anche non solo da parte degli immigrati ma anche da parte di italiani, per esempio ad arrivare, come si può dire, a fine mese. Quindi ci sembrerebbe che le priorità attualmente dovrebbero essere quelle di andare nella direzione del sostegno di questo tipo di problemi e un po' meno invece diciamo, sacrificare perlomeno determinati investimenti nel settore per esempio dell'arredo urbano. Ci sono 7 milioni comunque e mezzo di euro di teatro dove comunque non sono ancora stati tutti, non siamo riusciti ancora ad avere tutti questi soldi per finire i lavori, quindi c'è anche un punto di domanda in questo senso. Ce ne sono 3 milioni e mezzo per la pedonalizzazione. Forse qualcosa in meno poteva essere investito. Vedo che comunque il Partito Democratico continua a parlare di Città del Piave, quindi resta anche un vostro obiettivo. Sì, la Città del Piave resta un nostro obiettivo perché sempre di più lo diverrà in un momento in cui, ripeto, come ho detto prima, c'è bisogno di un'ottimizzazione delle risorse, anche perché pensiamo che certi servizi e certe politiche, anche semplicemente urbanistiche, possano trovare riscontro solo su un'ampiezza come quella della Città del Piave, non si possono limitare, ma anche le politiche commerciali, a quella che è San Donà, per cui uno sviluppo sia da un punto di vista di abitazioni, sia commerciale, sia industriale, che veda un bacino di utenza più largo rispetto a quello dei singoli comuni. Segretario Zottis, siamo in prossimità del Natale, penso lei aggradisca fare gli auguri ai nostri telespettatori e ai nostri concittadini. Beh, auguri a tutti i nostri cittadini e a tutti comunque gli spettatori di questo programma per un Natale che possa, diciamo, vedere serenità e che anche possa ricoltivare quella che è una giusta sobrietà che forse abbiamo perso nel corso di questi ultimi decenni. E anche un po' di speranza. E anche un po' di speranza per il futuro, che credo ci debba essere, ma insomma secondo noi le prospettive ci sono. Bisognerà avere un po' di pazienza e comunque andare, insomma, un po' oltre questi primi mesi che ci vedranno probabilmente un po' in difficoltà tutti, ma anche con delle prospettive che secondo me saranno certe per una revisione comunque per esempio della politica che in questi mesi, cioè in quest'ultimo mese, al di là dei sacrifici che ci vengono richiesti, c'è stata, perché a parere mio ci sta dando questo governo una lezione che nei precedenti 17 anni non abbiamo avuto. Bene, comunque chiudiamo con gli auguri a tutti di un buon Natale. Auguri.